Leopoldo Ragusa, oggi ad Agrigento per presentare un tuo libro, I racconti della Milza. Ecco, un libro sicuramente interessante da comprare. Per quale motivo? Ma diciamo che i racconti della Milza sono nati nel corso di tanti anni e, come dico io nella prefazione, che è il pro al conto, è qualcosa che ci può dare così innanzitutto un po' di evasione e nello stesso tempo farci riflettere un pochino e farci divertire, perché c'è qualcosa di divertente. Poco fa uno dei miei relatori diceva: sì, sono dei racconti che fanno riflettere, divertenti, ma c'è anche qualcosa di estremamente triste o, se vogliamo, un po' più reale di quanto non si possa immaginare rispetto a tutto ciò che viviamo ogni giorno, che cerchiamo di divertirci, di fare le cose più belle, più utili, ma c'è anche la tristezza, ci sono i morti e ci sono le brutte storie, ecco. Oltre alla autobiografia c'è anche un po' di fantasia nei racconti. Molta fantasia, sicuramente ci sono degli spunti che sono frutto della Sicilia, di Agrigento, delle mie origini, della mia professione, quello sì, però non c'è una storia vera che è stata riportata, come si scrive nei romanzi degli scrittori, quelli veri. Le storie sono frutto di fantasia e queste sono frutto di fantasia. Gli spunti sono ovviamente, diciamo, sinceramente reali. Cosa ti ha spinto a scrivere questo libro? Quali sono state le motivazioni reali e un po' anche quelle inconsce? Ma diciamo che io la passione della scrittura l'ho sempre avuta, sin da ragazzo. L'ho avuta coltivando tante cose, tra cui anche il giornalismo, e gli amici che ci seguono a TVA sicuramente potrebbero ricordare questa cosa, e quindi lo sfogarsi. Io trovo grande conforto scrivendo, soprattutto dopo giornate estremamente pesanti di lavoro. Io mi conforto, è il mio antidepressivo, il mio ansiolitico, e mi diverte. E poi devo dire che ho avuto anche un discreto riscontro da parte delle persone, quindi ne sono ben felice. Ecco, tu hai vissuto la tua vita professionale per la maggior parte fuori Agrigento, ma in questo libro c'è qualche capitolo che parla di qualche storia vissuta realmente ad Agrigento? Ci sono degli spunti agrigentini, così come ci sono dei riferimenti, perché per esempio c'è un racconto in cui io dico che c'è un medico radiologo che arriva all'ospedale di Agrigento, ma ci sono diversi racconti, perché per me Agrigento è la mia terra, è la città in cui io sono cresciuto, è la città in cui oggi mi accolgono tantissimi amici, non perché sia uno scrittore, parliamoci chiaro, ma perché sono un agrigentino che si è così lanciato professionalmente altrove, ma che mai ha dimenticato la sua città, quello senza dubbio. Possiamo dire che questo è il primo di una serie lunga che arriverà? Ma se qualcuno mi darà ancora fiducia ne sono ben lieto, io scrivo sempre, quindi se qualcuno sarà disposto a pubblicarmi, come si dice in gergo, io ne sarò ben lieto. Professore Alessa, che lei oggi presenta questa iniziativa editoriale di Leopoldo Ragusa, ecco, una sua impressione a caldo. Il libro di Leopoldo Ragusa è un insieme di 14 racconti estremamente ben congegnati. Devo dire che mi trovo dinanzi a uno scrittore, non solo un bravo medico, ma uno scrittore, una persona cioè che sa entrare nella psicologia della gente e te la presenta con umanità ma anche con molto rigore. Io sono felice stasera di essere qua a presentare questo libro in mezzo a diversi intellettuali e a persone che, malgrado questo clima torrido, apprezzano molto le attività culturali. Margherita Trupiano oggi presenta questo libro di Leopoldo Ragusa, una tua impressione a caldo? Io discuterò, dialogherò con l'autore, perché comunque credo fermamente che il libro vada letto, ma vada sicuramente conosciuto l'autore in ciò che pensa, in quella che è la sua vita, perché attraverso il suo racconto si possa comprendere meglio il significato delle pagine.